todos e bene attopiados. Hoy in storia abbiamo la possibilità di fare una regionata sopra la lingua sarda e sa relata con un'altra lingua. E lo facciamo grazie all'assistenza di noi, alla passione sua e alla competenza. Siamo questionati di Dalila Manca, grazie a Dalila per essere con noi. Grazie a tu. Dalila, tu sei professoressa di lingue stranze e hai una passione manna per la lingua e la cultura sarda. Innanzi di entrare in so sconto nostro, mi piace di mandare un po' a ti presentare chi è Dalila Manca. Dunque, io sono una maestra di scuola, ho studiato lingue straniere all'Università di Castello, inglese e spagnolo, e nel 2017 ho cominciato a lavorare in scuola. Innanzi come maestra di spagnolo e poi come maestra di inglese. Io vivo in una bidigetta di Sud Regenta, a Guasila, ma sono nata in Marmilla, in Forro. Devo dire che in domo con mamma e babbo e aiaia, vivendo con aiaia, ho sempre visto su Sadro e poi sto cercando di studiare, poi conoscere meglio e poi fare brindare in scuola. E questa è una cosa che andiamo a affrontare, andiamo a questionare. Quale aumento stai tu ed esabissiniato a Bidu? Se pesata se nasce pesata in vita, come è erbistata la vissiniato tua? Io mi ricordo che in domo mamma e babbo con iaia che sono andati su Sadro, con noi si italiano. Però a iaia con noi che sono andata in Sadro, io non ho un oso perché tengo un uvrati e questo pure che sono andata su Sadro. Su Sadro io sono imparato con i amici in vita, ma mai in scuola. Io ho una lingua che si chiama scetti in domo o con gli amici in piazza con noi. Ma io non ho forse birgosa la fa che questionare in scuola? In scuola, in suzzelleri, in ristoranti, in ogni luogo poi dove è questa diglossia. L'italiano è questa lingua più d'importo, e l'usato è un dialetto. Mamma e babbo mi narrano sempre che quando pianta pittica da su issusu, di narranta nonno de pesissona susato, perché è bregungia, è sua lingua grezza, buzzurra. Dunque la gente da questa cosa è avvarrata ancora oggi e tutto. Tu in esperienza che tenese, come te hai deciso di studiare la lingua sarda? Tu la questionare bene, hai tenuto la fortuna manna di comprendere che hai una prenda in domo. Come te mai nasce da questa gana di studiare, di scrivere più? Io mi sono accostata alla lingua sarda nel 2018, ho incarrerato a frequentare il corso della regione, il corso dei Cubas. Nel 2018 ho fatto il corso base e nel 2019 il corso avanzato. Io ho imparato a scrivere su Sadro. Poi gente mela do scigissionai è vero, ma pago su docenti iscritti e dunque questa è la volontà mia di imparare a scrivere e ho imparato poi le regole sono punti difficili si può imparare all'estero a posti di questo corso su questa passione nasce e cresce e ho deciso di iscrivermi all'università. All'università ho frequentato il corso di lingua sarda con il professore Maurizio Virdis. Il corso è fatto bene in meta, c'è vinto questa parte del suo lettorato e noi abbiamo imparato gli aspetti su questa grammatica. Sul lettorato ho fatto Bruna Siriu e Carmino Pintore. Mi piace in meta e ora sto pensando di seguire a studiare. E questa è una cosa di importo. Iscrivere che in università la lingua sarda tiene la stessa dignità delle altre lingue, è organizzata con lettori, con la parte di linguistica, di letteratura. Tu rispettai a un'organizzazione gay fatta bene, o te pensai a senza concatua, come ti viadesse questo corso? No, non mi dà verità, per essere sincera, perché
in questi ultimi anni sono nascendo su corsi su meta di lingua sarda, ma meta corsi io penso che non sono strutturati bene. Questo delle università è fatto proprio bene, questa prima parte di linguistica, apposta sempre con i professori, ho fatto una parte di bordatura, ho portato testo su de quali sia argomento in sadru, e apposta si pensa a questa parte sul lettorato, come si va con le altre lingue straniere. A nome da verità è stata una scoperte bella meta. Benvenuti a questa lezione di lingua sarda. Oggi vi spiego una cosa e noi su sadru e su inglese usa sempre l'antano paghetto. Noi usciremo che in inglese può fare pregunte e domande sempre a su why e poi rispondere a su because. In sadru teniamo su vuedu poita e dunque ausu mescamente poi dimandasa, poi preguntasa. Poi rispondi potete suonare poita, vero? Su ma potete suonare pensasa ca, poita, ca, why, because, duncasa. Potete su esempio. Poita stai scorrendo? Cadendo pressi, lasciami voi. Istante sempre in questo sconto, tu hai nato che ha deciso di fare questa esperienza all'università. Chi ha deciso di accostare a lingua sarda? Che tiene la stessa motivazione tua oppure biese che basente pure che non ischi la lingua sarda e non ischi di più? Io so bene che la gente è sempre più interessata, la gente ora sci, e io credo che questo sia una delle ragioni di tutto questo corso che noi abbiamo sempre di più nei video, andando a organizzare una biga meta, online, in linea, durante questa pandemia. Dunque io credo che c'è un interesse umano, sempre per umano, per questa lingua sarda. La gente oggi sci è curiosa, vince sa gusto su quei punti pesati, con l'idea che il sardo è una lingua buzzurra, noi punti interessati a conoscere, a studiare. Si chiede questo corso in università, è la cosa che più hai imparato, e ti ha dato questo corso, in più di questo che non tenias? La conoscenza di come nasce e cresce, di come è cambiata questa lingua nei secoli. La parte di linguistica mi interessa un meta, l'idea che ci via sul locutoreso, che via su Ruveccio, su Mellu, che su Campionese via da su Sardo, Cruz in Bastardio, non è proprio di Aici come si narra da Eia. Ma penso che questa parte di bordatura è stata interessante, poi ho subito che con i altri si può dire qualsiasi cosa, non scetti che sono le cose del domo, no? I suoi sono ci punti, si impianta vago, poi chi impresa su altri scetti che sono in domo è normale che non conosci i sfueggi del suo campo semantico della scienza, ma portando con i professori ho subito che si può dire qualsiasi cosa di avere. In questa attività di bordatura dall'italiano su sardo, quali sono le regole? Questa è una cosa interessante, che a me dal borda a uno linea una parola e linea di imparare questa italiana. Sì, a me si fanno un calcolo sintattico dei sfueggi, ma i professori ci hanno dimostrato come si può mancare un vueto, si può andare con una perifrasi, la rendita in un'altra maniera. Ci hanno fatto capire che su questo dizionario in linea e noi possiamo adattare i vueto, che mancano si impianta pruso. Qual è questo dizionario? Non abbiamo, forse tutti le visto, pochi ne passione o curiosità. È questo dizionario in linea che si adatta dal sito della regione, questo dizionario di Buddu. È un dizionario fatto bene in meta, si può cercare un vueto in italiano, sardo, inglese, francese, tedesco. È facile in meta e quando tu cerchi un vueto ti bessi la tua lista di vueto che si impianta in tutte le aree della Sardegna.
Benvenuti a questa lezione di lingua sarda. Oggi imparai sul verbo essi in campidanese. In questa descrizione esegattai su desta LSC, sta lingua sarda comune. Sul verbo essi esti custu. Deuseo, tu isesi, issu issa esti. Nos useusu, osatros usesi, issusu e issasa vunti. E tu i commenti di un'arsa sul verbo essi, che oggi mi tu vuoi iscrivi in noi. In esperienza che tienes tue in si scuola, commenta in mastra scuola, sospicciocor de oggi stanno in scuola, iskin su sardu, lu chistionana, tenen interessi vos alla lingua sarda, tu e te ies. Deu creo che giai, i spicciocchi su punti interessati a su sadru. Voltas a meda apu provau de portare su sadru in lezioni de grammatica, de lingua, non scetti con su spagnolo, ma vinzasa con su inglese, ponendo in pari due lingue a gusto su punti curiosi, deu dubbio. Ponai, non penso che ci può essere cose simili nei due lingue ai atteso commenti in inglese e su sadru ponai. E vince su spagnolo, si pensa scelta sul lessico, a sfuedu, ma due punti cose a vince de sintassi che si può impreare o facilitai spicciocchedu a s'arregodare regolas. Chi è imprea su sardu in famiglia, chi è che non ha di più su sardu, e questa è l'esperienza tua, a ischire mezzo a studiare in mezzo a tre lingue? Eia, ma questo non è un ideo, è una ranta studio su meda, a conosci più lingue, a essere bilingue, è un aiuto per imparare tra lingue. Mancai 50 anni fa si era da ganò, che podia confondere questa gente, ma io penso che aiuti di meda pure. E spicciocco su arrecodano a me su cose, poi ti fai un paragone. Ehi, sapevate che inglese e sardo hanno un'espressione idiomatica molto simile per dire andarsene, lasciare un posto? In inglese si può dire hit the road, hit vuol dire proprio colpire. In sardo invece si dice zaccai stradoi, zaccai appunto colpire. Quindi si potrebbe dire qualcosa del tipo oh no, cioè zacca stradoi, vai quindi. Basta che una maniera può interessare sono soe imprendere finza sa tecnologia. Si può fare qualche cosa, a stento idea di pensare? E adeu in ultime di lezioni ho provato un testo, un quiz de sadru, dell'invasadra con Kahoot. Kahoot è un programma in cui tu puoi creare quiz e io anti giocavo con la lingua sarda, vedianta i preguntas in salim e rispondianta con suo telefonino. A posti dove vi ho la classifica e si punti spaziali su meda, dunque devo dubbio che questo su punti interessati a su sadru. Poi su devo rivestire una cosa di importumeda, poiché non punti abituati a bi su sadru a scuola, poi su sadru si sceglie questa lingua che si in domo e ne manco tutto su questa in questa città di no zuada. No, non da questione, non manco in domo, mi spiace che su questa città. Benvenuti a questa lezione di lingua sarda. Oggi questionamo di un vuedo di una parola che si vuole impreare quando qualcuno va una cosa, una tontesa, una cosa che non si è sentito, che non si è pensato bene. Dunque, vado su esempio. Quando uno picciocco o uno zio va ad un concerto senza pensare che sei in pandemia, che sei accanto a tornare in salata a droga, che sta gente si vuole in pari, poi non ci viene manco il biglietto su, e te si vuole nai. In sadru e usanai. E te ciò fai. Questo è su gallo nimini. Quando sei tostorrudo, sei tostorrudo. Studiando spagnolo, inglese, qual è la cosa che più ti ha spantato
ponendola in relata con la lingua sarda, e tarbido che forse nessuno pensa, fino a quando noi studiamo. Che tenti cosa a me da impari, ponai su tempo progressivo, che impreda l'inglese, impreda una subura, ponai io sto parlando, I'm speaking, devo questionendi, in italiano usano io parlo. Espressioni idiomatica, che punti simili, simeda, cosa di aici, aspetti grammaticali e lessicali, mi batto strano meda, in carriera, vuoi usato, soprattutto con l'inglese, vuoi usato è una lingua romanza, sull'inglese no, e dunque Un po' ti ha spantato questa cosa. Mi ha spantato un vago. Ma ti ha dato pure a scrivere su sardo, forse a tenere a mente questa cosa dell'inglese, delle caratteristiche, certo. delle qualità dell'inglese. Certo. In si scuola chi 2 ies di epotie, su sardo, tenete un vago più umano, un accantello più umano, se lo ponimmo in relata con sos anni in seguito, si devono, può denarre. Il suo primo anno 2 mesi, su sardo forse in sa scuola entra a pagare nulla, come? E poi entra da un vago di pruso, perché ci punti progetto su che si fa in de 20, 30, 40 ore, ma proprio che su Sadro si fa di storia di questa Sardegna. Ma questo su progetto su Deo penso che può aiutare, può essere bello su tutte queste cose, ma su Sadro deve diventare come materia scolastica. Materia curricolare. Deve modificare, cambiare questo curriculum delle scuole sadre. Vuoi questo su corsi si va in tutto in scuola dell'infanzia, in scuola primaria, già in scuola media e superiore non si va in prusu o punti troppo vago su. Può cambiare di avere su e può tornare imparare su questa lingua, io penso che più su può essere usato di avere in scuola come materia, come si studia l'inglese, l'italiano, la matematica. Questa cosa mi dirà un'altra domanda. Teniamo le competenze per fare queste cose? In Capasa no, non ancora. Non abbiamo un corso di formazione per professori, per maestri su sardo. La verità è questa, devo lavorare in me ancora, ma non è manco un carrerato. Un vago, un Capasa, grazie a lei 22 del 2018, ma è poco cosa ancora. E forse visto le università, c'è morbidinde che dalle università forse deve regalare in altre scuole questa cosa. In inglese, esattamente come in sardo, si usa ampiamente il progressivo, quindi il present continuous esiste anche in sardo. Fagli tradurre in lingua io sto parlando, ti diranno quasi sicuramente Deus questionendi. Ecco, in inglese devono fare la stessa cosa. Verbo essere più il gerundio, la forma in ing. I am speaking. Studiando sarlimbas, tu bies commenti sempre ad una lingua, arbitro forse altra lingua di minoria. Sos problema della lingua sarda sono sormattesi della lingua di minoria? In capa teneu su problema, deu penso a su basco, a su catalano, questo su punti posto su meglio su meta de nosu. Nosu teneu su qualunque problema ancora, poiché non teneu su un vero bilinguismo, poiché non teneu su scuola, sabonai, anche se che sono su sadro, in capa sapevano su scetti qualunque portatura de attos amministrativos, ma in capa devo credo che devo lavorare ancora per arrivare a questa situazione di altre lingue come su catalano o su basco. Ma due punti altre lingue che punti posta per una vita nosu, che non denti manco non punti manco a riconoscere come lingua, ma punti considerato dialetto. Secondo te ti bicchiere più ordinari, più organizzazione, più formazione, e te non manca? La prima cosa è la volontà. Politica. La volontà e la formazione.
questo già, vai formazioni serve di nai, questo è vero, ma devo credere che più sa volontà, poi di nai vai questo dove ne uso, si va in corso su meda, ma sa volontà di sì, poi fare una cosa di aici, sa da deppi questionai con Roma, poi non è che potevo cambiare no, su a Conca Nostra. A Conca Nostra sul curriculum delle scuole, dunque devo credere che può essere difficile a pensare di fare una cosa di aici, e dunque in capacità volontà è paga. E ti ha dato in questo percorso personale, ma pensa di formazione sul fatto di essere sempre impiegato sulla lingua sarda? Ita ma arricchito mera, devo credere che a conoscere questa lingua, assistere a questa lingua, è come a conoscere meglio questa cultura del luogo in cui vivi, devo penso che dona la consapevolezza dei noi seusu, di tutto ciò che è passato, come popolo, e dunque credo che a queste cose a studiare è un'arma che io uso per varie rivendicazioni e come questa rivendicazione linguistica che stiamo facendo noi in questi ultimi anni. Ehi, come insegnare ai tuoi studenti di lingua spagnola l'imperativo negativo, che proprio non vuole mai entrare in testa? In realtà è facile, sfrutta la loro conoscenza del sardo. In sardo, infatti, l'imperativo negativo si forma esattamente come in spagnolo, non più il congiuntivo. Non serristi, non urlare, no grites, non urlare. Tu hai questa passione in mano, altre passioni interessi, questo non sono vago. A me mi piace medalliggi, a Puligio vince senz'altro, mi piace di passare l'esatto, in inglese ho sempre hai trekking come te vedo, climbing, ma piccai. In antisi della pandemia, sia già ogni domingo con gli amici miei e su bio luogo bello su meta. Tenevo un patrimonio ambientale di importo noi in Sardegna. E questo pure sconoscenza della terra nostra ti dà una consapevolezza manna. Certamente. In lingua sarda l'esito, ser lezzinde e te da spantato. Allora, a Poncarrerau alligi su Principeddu, in capa si portava da Stefani Cherchi, quando ancora non abbiamo cominciato a studiare su sardo, dunque a Sincarrero è stato un vago difficile, perché da uno scia documenti si scrivono in sfueto, ma a Puligio tranquillamente. A Pustisi, a Puligio a Femmina, de Sibilla Aleramo, portavo da Anna Cristina Serra. A Puligio un libro scritto in logodoresu, si chiama Beberè, è stato commentato su Meda. Da Puligio con sa portatore in italiano, poi su Meda non conoscia. Da Puligio a Trusovura. Ti ha dato un'idea della ricchezza che abbiamo, che abbiamo ormai. Sempre tu innanzi hai dato una cosa che a me mi spieghi da me, al fatto a sa fine anno, a sa cabezzano scolastico, una prova con la spicciocca si può imparare la lingua sarda. Hai altri progetti su questo anno? Progetto su no, devo essere sincera, ma devo sempre i social per comparti curiosità, aspetti grammaticali e lessicali del susadro. Il suo progetto è questo, ogni tanto quando devo giocare fai un video, un post a questo susadro. Ma il progetto su questa scuola ancora no, perché non c'è manco
anche a SEO sanno chiedi, ma da pragi vai un corso di alfabetizzazione in sadro con spicciocco su chi è possibile, può che sia un poco di ortografia con questo su questa. Io penso che sia un punto importante in meta. A scrivere come si tocca in lingua, alla questionare più sommanco, più spagos problemas. In vita tua, come si vive questa lingua, questa cultura sarda? Tu in saida tua, che esperienza tenesi? Io credo che Guasila è una di queste abitudini se noi manco ancora si questiona da su sadru, i babbo e mamma ancora tu questionano con i picciocchettos, credo che bisogna da vincere su ufficio linguistico della lingua sarda, ogni tanto va in corso su, io credo che c'è un interesse ma non posso usarlo ancora, gente in mezzo tu questiona da. Un bisogno che tenesi con questo mese, il benitore, finché là. Il bisogno mio è che su sadro possa brindare in scuola come materia. Questo in capo di essere questa realizzazione umana e in capo di un altro bisogno che tengo è questo di essere maestra di sardo o a di mancare apposti di un corso di formazione, come si deve. E finché a imparare a spistare la lingua sarda e finché a inglese impari con spagnolo. Dalila, io ti ringrazio grazie per questa ragionata, grazie per questa pazienza che hai stento e speriamo di tornare con noi a questionare di lingua sarda, di una lingua normale che entra in scuola da 6 anni e non da un bracconello. Grazie a tutti.